Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Una di quelle notizie da lasciare attoniti, quella accaduta nella giornata di oggi, complice un incidente sul lavoro in via Libertà 82 a Palermo. Un operaio impegnato nella ristrutturazione di un appartamento al terzo piano è deceduto sbattendo la testa dopo essere caduto da un'impalcatura in ferro. Poco dopo l'accaduto è arrivato anche il medico locale per gli accertamenti preliminari. È intervenuto per sventare una rapina a un passante in via Lincoln al Palermo ed è stato colpito alla testa con una pistola che gli ha provocato la ferita. È quanto successo a un poliziotto libero dal servizio che, sentendo le urla di un passante minacciato da un uomo, si è diretto verso il rapinatore. È stato sottoposto a una TAC che ha escluso il trauma cranico. I medici gli hanno suturato la ferita e l'hanno dimesso con 15 giorni di prognosi. Da troppo tempo alcune zone del quartiere Borgo Sanzio di Catania sono al buio, lampioni spenti da mesi e in alcuni casi anche da anni. Tutto ciò è assolutamente intollerabile, dichiara il presidente del terzo municipio Paolo Ferrara. Che si tratti di mancata manutenzione, di danni provocati da maltempo o di un semplice guasto, alla gente poco importa. Prosegue l'ondata di maltempo in Sicilia anche per la giornata di domani, 1 dicembre. La Protezione Civile regionale infatti comunica allerta meteo gialla su Palermo e Messina, anche se non si escludono piogge a Trapani e Catania. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Siracusa con massime di 18 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.